Buongiorno dal telegiornale del quotidiano La Nazione Siciliana, le notizie della Sicilia in 3 minuti. La Sicilia avrà un ruolo centrale in Forza Italia. Forza Italia attraversa un momento importante della sua vita, deve sopravvivere al suo fondatore mantenendo il progetto liberal popolare di riferimento e rilanciando dentro il centrodestra il peso di una formazione centrista che abbia a riferimento la figura di Berlusconi. Attorno volano avvoltoi, ma la disgregazione di Forza Italia sembra improbabile. Si pone piuttosto il problema degli equilibri interni e la Sicilia potrebbe giocare un ruolo importante. La maggioranza dei voti è al sud e quella dei dirigenti al nord, ripete Schifani, che potrebbe ricoprire un ruolo centrale nel partito. De Luca le inventa tutte per tenere i riflettori su di sé. Cateno De Luca ne inventa un'altra per tenere i riflettori della stampa siciliana su di sé. Questa volta minaccia che se non verrà adeguatamente rimborsato delle spese che il comune di Taormina sostiene nel corso dei grandi eventi al teatro, impedirà lo svolgimento degli eventi con un'ordinanza sindacale che interdirà il passaggio, in quanto il suolo pubblico per raggiungere il teatro è del comune di Taormina. Lui sa che la minaccia è risibile, ma al sindaco di dovunque sia non interessa, basta che se ne parli. Gli assessori di Trantino e i guai di San Martino. Il neosindaco di Catania Enrico Trantino ha nominato la nuova giunta confermando la ricerca di un equilibrio tra competenza e indicazione dei partiti. Il vice sindaco è Paolo La Greca, persona di fiducia del sindaco, in quota Fratelli d'Italia anche se non iscritto. Per il resto assegnati altri 2 assessori a Fratelli d'Italia, 2 all'MPA, 1 alla Democrazia Cristiana, 2 a Forza Italia, 1 in quota all'assessore Falcone e 1 scelto direttamente da Schifani, e 2 alla Lega, di cui soltanto 1 all'area San Martino, a riprova delle difficoltà del vicepresidente della regione dentro il suo partito. L'inflazione scende, ma in Sicilia rimane più alta. Nel mese di maggio l'inflazione in Italia è scesa su base annua dall'8,2 al 7,6%. In Sicilia continua però ad essere superiore alla media nazionale, anche se non più ai livelli dei mesi scorsi. La Sicilia, con il 7,8%, è al 7° posto tra le regioni italiane, prima regione del sud. Tra le grandi città, Messina, con l'8,4% di inflazione, è al 2° posto in Italia dopo Genova. Quinta Palermo con l'8,2%, nona Catania con il 7,8%. Ovviamente l'insularità continua ad avere il suo peso sul costo della vita. La Sicilia dichiara lo stato di calamità per i danni del maltempo. Il governo Schifani ha dichiarato lo stato di calamità per i danni prodotti dall'ondata di maltempo dello scorso mese di maggio, caratterizzato da forti piogge che ha colpito in maniera diffusa tutto il territorio regionale. La Regione chiederà al Ministro dell'Agricoltura una misura straordinaria per ristorare gli agricoltori e i produttori siciliani per i danni. Di chi sono quelle ciliegie? Intercettato e sequestrato al mercato di Caltanissetta dagli agenti del Corpo Forestale della Regione un carico di ciliegie per quasi 2 tonnellate che non rispettava le norme sulla tracciabilità. Singolare il fatto che la partita di ciliegie non è risultata appartenere a nessuno dei 4 commissionari ufficiali presenti. Si presume che all'arrivo degli agenti i venditori, evidentemente non in regola, abbiano preferito abbandonare la merce. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia. Il nostro sito è www.lanazionesiciliana.eu.